La cosa più bella è festeggiare con i bambini la festa di un santo che è nell'immaginario di tutti i bambini, San Martino. E alla fine chi è che non vuole essere cavaliere nella vita? E forse è proprio essere cavaliere oggi che è un po' più difficile. San Martino, soldato romano, quindi vescovo cristiano, arriva a cavallo tra i bambini della scuola materna di Merlengo. Nelle campagne di Via Ciardi la famiglia Menuzzo ha voluto dedicargli un capitello e proprio qui l'associazione Fanti, di cui San Martino di Tours è il patrono, ha voluto celebrare l'11 novembre. Non è solo il nostro patrono, ma è anche il patrono degli agricoltori. Festeggiare San Martino voleva dire che i mesadri una volta avevano finito il contratto e se erano stati bravi durante l'anno il padrone li teneva, altrimenti dovevano trovarsi un altro podere per poter lavorare e mangiare, insomma, sfamare la famiglia. Eccolo a cavallo San Martino, pronto, come vuole la tradizione, a dividere il suo mantello con un povero incrociato per strada, uno sconosciuto, un gesto che in molti ogni giorno silenziosamente compiono verso l'altro. I San Martino sono spesso nelle nostre case, nella misura in cui una moglie sa accudire magari in silenzio un marito ammalato, infermo, una mamma, il figlio disabile o tante altre situazioni segnate da sofferenza, da disagio e da chiusura.